Amiche e amici di Verde Nord-Est, eccoci assieme. Ci troviamo a Castelfranco Veneto, esattamente da Barbesin. Avete già visto le immagini di questo di questo terzo appuntamento, di questa 30ª edizione di Coccoradicchio. Si parla di nuovo, inteso l'uovo, ma inteso anche il radicchio, nelle 1000 sfaccettature che in questa 30ª edizione viene proposto naturalmente dai nostri chef. Come sempre noi siamo qui per raccontarvi tutto quello che succede, augurandovi naturalmente buon divertimento. E non posso non fermare Mirko Barbesin, ben ritrovato Mirko. Buonasera. Ciao. Che c'è di nuovo in questa 30ª edizione? Nuovo è l'uovo, l'uovo è l'inizio, diciamo, della vita, si può dire che c'è quasi dappertutto, ma non è così facile. Per noi è stato un grande stimolo questo e abbinare il radicchio con più tipi e più varietà di uova è stata una cosa molto interessante, molto stimolante. E quanto sei divertito lo chef? Diciamocelo pure. Beh, oddio, sembrava molto più facile all'inizio, però va bene così. Bene. In questi eventi si osa, però teniamo anche un piede fermo nella tradizione, no? Sì, la tradizione è comunque la base di tutto e ci vuole sempre. Una tradizione rivista secondo me è molto importante. About you, and I know this is fast, but I gotta make it last. And I just want you to know I've never felt this way, and I just want you to see you drive me crazy, and I don't want you to go. Please don't go and stay close. Catch me as I fall deep, deep, deeper for you. As I fall deep, deep, deeper for you. I'm an ordinary girl. I used to feel so stuck in an ordinary world. Con Luca Barbesin parliamo della storia di questo ristorante. Non dimentichiamo che Onorio Barbesin fu tra i primi a parlare di radicchio in tavola. Il papà è stato certamente uno tra i primi, l'ha documentato anche Beppe Maffioli, il nostro grande gastronomo, ormai è mancato anche lui purtroppo, e l'ha elencato sui suoi libri. Senti, però c'è anche un peso, una responsabilità, perché il nome Barbesin è importante. Voi state facendo questo passaggio, no? L'eredità, ma con un occhio che guarda al futuro. Il papà ci ha lasciato una bella eredità che noi abbiamo colto, la stiamo portando avanti, cerchiamo continuamente la innovazione nella tradizione ed è una cosa impegnativa. Noi abbiamo visto molti giovani questa sera e siamo contenti. Questo ci fa molto piacere perché danno un futuro, danno una visione lunga dell'azienda. Butterflies are flying. The spark that we make, there's no use denying. And I know this is fast, but we gotta make it last. And I just want you to know I never felt this way. And I just want you to see you drive me crazy. And I don't... Guardate chi ho scovato per questo finale qui a Castelfranco per Coccoradicchio direttamente da Berlino, Laura Ferrari, ciao. Grazie, ciao Claudio, proprio così, direttamente da Berlino, dove peraltro il radicchio, anzi i radicchi sono stati protagonisti, sono molto apprezzati all'estero, in Germania, vengono esportati molto, devo dire perfettamente interpretati a mio modo di vedere questa sera da Barbesin, siamo stati benissimo. Piatti devo dire molto bilanciati, azzeccati, e visto che siamo a Castelfranco sottolineo come
la zuppa gratinata al radicchio di Castelfranco con scampi, gamberoni e zenzero mi ha conquistata. Fantastico. Particolarmente bello questo finale con la nostra Laura. Noi ci fermiamo allora con questo speciale, ci ritroveremo tra 7 giorni e saremo in compagnia di Cocco Radicchio alle Calandrine. Vieni anche tu? Assolutamente sì. Arrivederci. As I fall deep, deep, deep for you. As I fall deep, deep, deep for you. As I fall, you're my kind of guy.